Ecco, oggi il camper di Risparmia l'acqua della regione siciliana qui ad Agrigento nel suo tour in tutta la Sicilia. Ecco, perché questa iniziativa e a cosa tende? È un'iniziativa promossa dalla Regione Siciliana attraverso il Dipartimento Acqua e Rifiuti. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani soprattutto, ma tutti i cittadini sul risparmio idrico. E lo fa attraverso un percorso interattivo, quindi proprio perché si rivolge ai giovani parliamo un po' la loro lingua, utilizziamo video, edugame, suoni, immagini, proprio perché pensiamo che questo linguaggio possa essere maggiormente recepito e quindi possa toccare maggiormente le coscienze, e dai risultati che stiamo ottenendo funziona. I ragazzi partecipano, le scuole sono molto interessate e entusiaste dell'iniziativa, vanno via contenti e questo ci rincuora, ci fa sperare per il futuro. Quanti giorni restate ad Agrigento? Oggi e domani, e poi la settimana prossima concludiamo con le ultime due tappe, Trapani e Siracusa. Quindi possiamo fare un bilancio sull'iniziativa, avete avuto un ottimo riscontro, stiamo vedendo anche oggi qui ad Agrigento, nonostante il tempo sia inclemente, numerose scolareste sono arrivate. Consideri che nelle ultime tappe soprattutto stiamo aprendo almeno un'ora prima per accontentare più scuole possibili, perché ci arrivano veramente tante richieste e noi siamo contenti di questo. Quali sono le domande che magari i più piccoli vi fanno? Niente, loro, diciamo che devo dire che i ragazzi invece sono un po' più preparati sull'argomento, sono più le persone adulte che magari fanno domande e loro l'argomento lo conoscono, sì, vengono affascinati dallo stile con il quale presentiamo le informazioni, sì, dicono di farlo già in casa e noi ribadiamo i concetti, tanti consigli utili su come risparmiare l'acqua, riutilizzarla anche, che è importante. Viene consegnato anche un gadget, ho visto. Più di un gadget, anche questo diciamo studiato non a caso, sono tutti oggetti che possono essere utilizzati, ci sono righelli, matite, penne, spillette, così possono diventare i nostri ambasciatori del risparmio dell'acqua, materiale informativo, segnalibri dove ci sono le vignettine dove possono ricordare come risparmiare l'acqua, e una sacca, insomma tutto diciamo con l'obiettivo di essere utilizzato e essere utile per il ripasso. Ecco, anche gli studenti dell'Istituto Comprensivo del Seneto oggi a visitare il camper dell'acqua, ma c'è anche un motivo in più per via di un'iniziativa che voi avete organizzato come scuola legata proprio al mondo dell'acqua. Sì, noi stiamo elaborando un progetto di educazione civica e abbiamo ottenuto un finanziamento di 10.000 euro da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Istruzione, quindi siccome il progetto è sull'acqua, stiamo sensibilizzando prima i ragazzi e poi il progetto sarà esteso alla popolazione e all'amministrazione comunale, portando le risultanze di quale sia il vero civismo nei confronti dell'acqua e come la cittadinanza debba comportarsi nei riguardi dell'acqua a livello di inquinamento a casa, ma anche fuori, non buttando determinati materiali che poi finiscano in mare. Quindi i ragazzi sono stati protagonisti anche di questo concorso. È un progetto che dura tutto l'anno, parte adesso ma finisce ad aprile, quando appunto avremo proprio la produzione fisica di filmati, ma anche da socializzare con le famiglie e con tutta la cittadinanza.